Non è mai esistito né è stato promesso un emendamento Giorgetti al decreto sostegni per le aziende in amministrazione straordinaria. Il commento lapidario della vice ministra Todde si è trasformato in un atto di accusa nei confronti dei sindacati che hanno diffuso il testo del verbale della riunione di venerdì scorso, ancora in fase di valutazione e approvazione fra le parti, fa sapere la rappresentante del governo, promotrice nel Conte 2 del progetto Italcomp. Ma oggi l'esecutivo è cambiato e le idee pure. Ma che si vergognino! Una fabbrica in amministrazione straordinaria per forza di cose deve essere sostenuta dallo Stato. Se loro sono incapaci a gestire le crisi, intervenga il presidente Draghi, perché non ne possiamo più. Non dar sempre la colpa a qualcun altro. Il deputato del PD Roger De Menec invita tutti gli attori coinvolti a lavorare per il bene comune, a non strumentalizzare la vicenda ACC per le rispettive tattiche politiche. Il primo cittadino di Borgo Valbelluna, Stefano Cesa, in tarda mattinata a fianco dei lavoratori in sciopero, nella sua veste di coordinatore del Consiglio di sorveglianza socio-istituzionale di ACC, chiede che il governo prenda pubblica posizione senza incertezze e ambiguità, la stessa che dovrebbero esigere tutti i politici bellunesi nel nome della nostra comunità. Quanti operai ci sono qua? Se siamo fuori dai cancelli, chi ci aiuta? Chi ci dà da mangiare? Oggi io sono qua, non volevo venire perché mi sembrava la solita cosa che si fa, però io da qua non mi muovo, possono portarmi via di peso, io non mi muovo più da qua. Devono vedere anche la nostra disperazione.